Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Scendono di quasi il 7% i nuovi contagi Covid a livello nazionale, con un lieve aumento dei ricoveri ordinari ma una minore occupazione dei posti letto in terapia intensiva. In Friuli Venezia Giulia situazione in miglioramento a Pordenone e Trieste, mentre salgono i casi a Udine, Gorizia. I dati sono forniti dall'ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe. Sul fronte del coronavirus nell'ultima settimana c'è stato un lieve calo dei contagi, meno 6,9%, e dei ricoveri in terapia intensiva, meno 3,3%, ma crescono ancora i ricoveri ordinari, più 5,2%, e dopo un mese i decessi tornano sopra quota 1000 a livello nazionale, mentre la campagna vaccinale rallenta. In 7 giorni meno di 10.000 nuovi vaccinati. Negli over 70, inoltre, sottoutilizzati gli antivirali, con un declino della copertura vaccinale che contribuisce ad aumentare la mortalità. Sono questi i dati principali dell'ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe, che analizza la settimana tra il 30 marzo e il 5 aprile. Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, si contano 2.000 casi su 100.000 abitanti nella settimana tra il 30 marzo e il 5 aprile, in calo dell'1,4%, con un aumento dei posti letto in area medica dell'11,4% e dei ricoveri in terapia intensiva del 2,9%. Sul fronte dei nuovi casi sono in netto calo a Pordenone, 479, meno 8,3%, in diminuzione a Trieste, 668, meno 3,2%, mentre aumentano a Udine, 624, più 2,2%, e a Gorizia, 615, più 5,5%. Per quanto riguarda i vaccinati, il Friuli Venezia Giulia ha toccato quota 81,6% con ciclo completo, ma resta bassa la copertura per la fascia d'età tra i 5 e gli 11 anni, ferma al 23%, dato che colloca la nostra regione al quartultimo posto a livello nazionale. Nella notte è stato chiuso il tratto autostradale tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia. Poco dopo le 3 nel cantiere per la costruzione della terza corsia, un cedimento alla pavimentazione ha costretto Autovie Venete a imporre l'obbligo di uscita dei veicoli a Latisana e contestualmente a interdire l'ingresso dei mezzi diretti verso Milano dirottati al nodo di Portogruaro. Inevitabili le code sul versante friulano a ridosso dell'uscita, ma altri rallentamenti si sono verificati anche sul versante opposto, all'altezza di Sastino di Livenza, a causa del traffico intenso e dei lavori in corso alle careggiate. Seconda commessa negli Stati Uniti per la Danieli di Butrio in 2 settimane. La Pacific Steel Group, uno dei principali produttori e distributori americani d'acciaio per cemento armato, ha scelto la Danieli di Butrio per la realizzazione in California, a Mojave, di un'acciaieria della tipologia MIDA capace di connettersi direttamente a fonti di energia rinnovabile. Il nuovo impianto, spiega Pacific Steel Group in una nota, contribuirà a ridurre le emissioni di CO2 attraverso un'efficienza di livello mondiale. Siamo entusiasti di collaborare con Danieli per costruire una delle acciaierie più pulite, sicure ed efficienti al mondo, ha dichiarato Eric Benson, presidente del consiglio d'amministrazione e amministratore delegato di Pacific Steel Group. L'investimento vale $350 milioni e la quota Danieli di circa il 50%. L'acciaieria sarà operativa agli inizi del 2025 e sarà in grado di produrre circa 380.000 tonnellate di tondino d'acciaio l'anno. Sono previsti 400 posti di lavoro. Boom dell'occupazione in regione. Nel 2021 il Friuli Venezia Giulia ha raggiunto quota 510.000 occupati, superando i livelli pre-pandemia. Il tasso è il terzo più alto d'Italia. Calano gli inattivi, a cercare lavoro sono quasi tutte donne. Per l'occupazione in regione il 2021 è stato l'anno dei record. Lo scorso anno il numero delle persone occupate ha toccato quota 510.000, recuperando la flessione del 2020 e superando addirittura i livelli pre-pandemici. Lo ha reso noto l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro, che ha rielaborato le rilevazioni Istat. Il tasso di occupazione del Friuli Venezia Giulia è del 67,4%, il terzo più alto d'Italia dopo Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna. Il settore manifatturiero ha fatto da traino, mentre soffrono ancora quello commerciale e turistico. A beneficiare della situazione è stata soprattutto l'occupazione femminile, il cui tasso è cresciuto di 2 punti percentuali in un anno, mentre quello maschile è rimasto stabile. L'incremento generale è stato particolarmente sensibile nell'Isontino, mentre nel Friuli occidentale il tasso d'occupazione maschile è tra i più alti dello Stivale.
Il tasso di disoccupazione però è cresciuto dell'1,6%. La buona notizia è che in regione ci sono 7.600 persone inattive in meno, quasi tutte donne. La pioggia mitiga la siccità nella destra tagliamento, ma non la risolve. L'allarme del Consorzio Cellina Meduna. I dati raccolti sul campo dal Consorzio di Bonifica Meduna Cellina parlano chiaro. Nella destra tagliamento lo spettro della siccità non è alle spalle, anzi. La pioggia della scorsa settimana ha certamente mitigato la sete dell'agricoltura e ha sospeso la necessità delle cosiddette bagnature anticipate di primavera, ma i laghi del Pordenonese continuano a registrare livelli di magra e la portata dei fiumi si è solo in parte ripresa. Il lago di Baracis è passato da 3,4 a 3,6 milioni di metri cubi, con un affluente che ora introduce 7 metri cubi di acqua al secondo rispetto ai 5,3 dei giorni scorsi. Situazione analoga in Val Tramontina, bacino idrografico del Meduna, che vede aumentare il flusso d'ingresso da 2,7 metri cubi a 4,5 al secondo. Restano però invariati i volumi di contenimento dei 3 impianti di Redona, Casselva e Cazzul. Infine Ravedis di Montereale, dove tutto è pronto per le operazioni di accumulo estivo. Ma quanto dovrebbe piovere per far tirare un sospiro di sollievo e mandare finalmente in archivio la siccità? L'ideale sarebbe dai 30 ai 40 mm ogni 8 giorni. Saranno posizionate a partire da oggi le trappole per catturare i lupi presenti nel Tarvisiano e procedere alla loro sterilizzazione. In tutta la regione, in Carnia, nel Tarvisiano e fino in Cansiglio, sono in tutto una trentina gli esemplari individuati. Tra questi, alcuni sono ibridi, nati cioè dall'incrocio tra un lupo e un esemplare non geneticamente puro. Gli ibridi sono in tutto 8 e sono stati più volte segnalati nella zona della Val Saisera e Malborghetto. Bisognerà attendere ancora un paio d'anni perché il Teatro Cicconi di San Daniele possa riaprire al pubblico. Intanto oggi sono iniziati i lavori di smantellamento dei ponteggi nella parte frontale della struttura, che così viene restituita alla città. E non è l'unico cantiere aperto, come spiega il sindaco Pietro Valent. Sindaco, è iniziato lo smantellamento dei ponteggi nella parte frontale del teatro che poco alla volta viene restituito alla città. Come procedono i lavori? Ma procedono bene, in linea con le previsioni. Entro la fine di aprile avremo questo lotto di teatro terminato e quindi che cosa vedremo? Vedremo una struttura che esternamente sembrerà totalmente completata. E poi invece procederemo nei prossimi mesi con la progettazione esecutiva delle aree esterne e dell'impiantistica. Quando sarà pronto e quindi a disposizione della collettività il teatro? Beh, su questo ci andrà ancora diverso tempo, credo un paio d'anni, perché abbiamo, come dicevo, oltre alla progettazione esecutiva, poi la realizzazione dei lavori per quanto riguarda l'impiantistica e le aree esterne ed infine, cosa anche molto importante, l'arredamento per il quale dovremo anche recuperare delle risorse per questi lavori. Non è l'unico cantiere aperto a San Daniele? Ma direi che San Daniele vive un periodo di tanti cantieri e di vivacità sotto questo aspetto. Stiamo completando in questi giorni il parcheggio di via Dalmazia, via Carducci, una bellissima opera che ha recuperato un'area dove c'erano delle case abbandonate, dei ruderi, hanno messo in evidenza anche il Colle Costeon, che è un bel colle proprio nell'area ospedaliera, e poi abbiamo il cantiere dell'archivio comunale che San Daniele non ha da almeno 20 anni e che parte proprio in questi giorni, stanno allestendo il cantiere, quindi tante opere, ma non ci fermeremo lì. In occasione della Domenica delle Palme si svolgerà a Orzano di Remanzacco una singolare iniziativa di pace e solidarietà. Scopriamo di cosa si tratta. Questa riproduzione, che rappresenta la colomba della pace, è lunga più di 2,5 metri e pesa circa 20 kg. È stata costruita da un gruppo di amici a Orzano di Remanzacco per lanciare un'iniziativa di pace e di solidarietà in occasione della Domenica delle Palme. È nata l'idea di questa colomba che sarà issata in piazza della chiesa domenica subito dopo messa. Andrà su con l'olivo in bocca. A un certo punto, quando sarà a una certa altezza, aprirà il becco e caderà l'ulivo sulla gente che sarà presente. Il materiale è in ferro, leggerissimo, con idee di tutti gli amici. Facciamo il becco che si apre, facciamo le ali che si muovono. Un forte messaggio di pace mentre prosegue l'invasione russa in Ucraina, ma anche con risvolti benefici. Nella stessa giornata infatti si attiva un chiosco per raccogliere fondi da devolvere alla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Sarà circa 10 anni che collaboriamo con i nostri
piccoli risparmi, diciamo così, a contribuire a questa associazione di ricerca. Il Palazzo Arti Fumetto di Pordenone ospita una nuova esposizione nei prestigiosi spazi di Villa Galvani a Proda Blexa di colori del noir. Il PAF, Palazzo Arti Fumetto di Pordenone, apre le porte ad una nuova esposizione di Juanio Garnido che si terrà a partire dall'8 aprile sino al 10 luglio nella villa di Palazzo Galvani. Il PAF ormai è diventato un punto di riferimento per il mondo del fumetto e anche per il territorio, uno spazio culturale veramente imprescindibile. La mostra di Garnido è una mostra veramente molto spettacolare, con delle opere sontuose, un autore star conosciuto in tutto il mondo e noi abbiamo voluto rendere merito attraverso questo allestimento davvero di grande livello. L'esposizione di Garnido conferma il respiro internazionale di PAF. È una boccata d'ossigeno perché la pandemia con i lockdown ha dimostrato una cosa, che le mostre, le attività culturali non sono semplicemente un vezzo, sono il pane anche dell'anima, delle relazioni sociali. In particolare questa mostra conferma il respiro internazionale del PAF. A questo si aggiunge il fatto che il PAF è dentro il Parco Galvani a cui il Comune ha tolto le recinzioni e quindi secondo me un invito in più per venire qui. Gorizia, capitale europea della cultura, l'assessore regionale Tiziana Gibelli ha comunicato a Pordenone l'avvio delle tappe di avvicinamento alla grande manifestazione del 2025. Il 2025 sarà l'anno di Go 2025, Nuova Gorizia e Gorizia Capitale Europea della Cultura, occasione unica di promozione e di sviluppo del tessuto creativo e culturale del Friuli Venezia Giulia, della competitività e attrattività del territorio regionale, col coinvolgimento anche di diversi sistemi produttivi locali e le conseguenti positive ricadute non solo socioculturali ma anche di natura economica, e l'assessore regionale Tiziana Gibelli a definire le tappe di avvicinamento alla manifestazione. Noi intanto nel giro di qualche giorno presenteremo il primo cartellone Going to Gorizia 2025, che sarà un cartellone che vedrà diversi tipi di evento, tutti gli eventi culturali, tutte le tipologie di eventi culturali che noi produciamo in regione, che verteranno su Gorizia o saranno a Gorizia. Quindi quest'anno facciamo solo produzioni regionali. Nel 2023 si aprirà anche alle produzioni nazionali e nel 2024 sostanzialmente ci sarà l'anteprima del 2025 anche con produzioni internazionali. Il telegiornale termina qui, ma tornerà in diretta alle 16:30 subito dopo la pubblicità. Appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per l'attenzione e buona giornata.